Allora siamo in acqua con questa prima serie, il record della manifestazione dell'atleta in corsia 3 ottenuto l'anno scorso Luca Pizzini, 2, 13 e 21. Pizzini che agli europei di Londra ha vinto la medaglia di bronzo, in quell'occasione 2, 10 e 39, rappresenta il suo primato personale che è la quarta prestazione di sempre in Italia. Jared Kraus 30 e 28, Fabio Scozzoli alle sue spalle in seconda posizione 30 e 57, Scozzoli specialista delle gare dei 50 e dei 100, gare che l'hanno portato alla medaglia d'argento ai campionati del mondo di Shanghai, ai titoli europei vinti in carriera. Fabio Scozzoli per il centro sportivo Esercito, Pizzini per il centro sportivo Carabinieri. Jared Kraus per il Sudafrica 1.04 e 22 ai 100 metri, 33 e 94 i suoi secondi 50. Luca Pizzini 35 e 55. Alaric Basson sale in terza posizione con 36 e 31. Jared Kraus in corsia 5, specialista delle gare della Rana, ottimo duecentista del Sudafrica, così come ottimo duecentista naturalmente Luca Pizzini, nato e cresciuto proprio qui nella regione del Veneto. La sua società civile, la ricordiamo, Fondazione Bentegodi, società civile di Fabio Scozzoli, Imola Nuoto. Jared Kraus 34 e 13 i suoi terzi 50, Pizzini 35 e 11, Scozzoli sale in terza posizione 36 e 43. Ricordo il record della manifestazione è 2, 13 e 21 di Luca Pizzini, nuotato qui nella vasca di Treviso nell'edizione 2015. Jared Kraus al comando dall'inizio alla fine, si aggiudica questa prova dopo l'argento nei 50 questa mattina, vince i 200 con 2, 12 e 80, se confermato è nuovo primato del meeting. Jared Kraus. Luca Pizzini è secondo in 2.16 e 18, Fabio Scozzoli è terzo in 2.20 e 68. Applausi per questi grandi campioni. Fabio